Ricco di angoli suggestivi, il torrente Cosa scende lungo la valle omonima attraversando ponti, cascate, resti di mulini e numerosi specchi d'acqua. Sbocca a valle costeggiando un abitato immerso in un ambiente naturale particolarmente ricco e interessante, Travesio. Percorrendone le strade e i vecchi sentieri, ci si può imbattere in preziose testimonianze storiche. Gli edifici religiosi accolgono significative opere d'arte, i prati splendide fioriture, i boschi varie specie di animali selvatici come l'orso bruno, l'aquila e il biancone. Un discreto numero di piccole industrie e alcune pregevoli attività artigianali assicurano occupazioni a molti giovani dei dintorni. Le attività sportive sono favorite dalle numerose strutture esistenti e dalla tipologia del territorio. Vi si pratica la pesca e la caccia, vari i percorsi adatti alle camminate in montagna e alla mountain bike. Molto apprezzata la palestra di roccia e sempre più diffuso il volo con il parapendio e il deltaplano. Il punticce potrebbe rappresentare una chiave di lettura nella storia di Travesio, un punto di partenza per immaginare il suo passato remoto. Quel piccolo ponte intrecciato di massi e laterizi, a cavalcioni del torrente Cosa, in località Usagomo Levana, guarda acque limpide che accarezzano massi enormi e sembra chiedere che, un giorno, qualcuno sappia raccontarci la sua storia. Ci fa pensare che lì doveva esserci anticamente un importante snodo viario. Chi abbia attraversato la sua stretta ed aerea carreggiata non sappiamo, ma reperti archeologici delle età neolitica, romana e medievale certificano che Travesio, già a ridosso dei secoli bui, doveva essere luogo di passaggio molto frequentato, posto com'è sul Cosa e a ridosso delle colline. Se gli studiosi di toponomastica hanno letto giusto, questa vocazione carovaniera è rispecchiata nello stesso nome del paese. Travesio potrebbe infatti derivare da intravias, cioè tra le vie. Attraverso trois e strade giungevano alla pieve di San Pietro Apostolo da tutto il circondario pellegrini e viandanti. Un vasto territorio era sotto la giurisdizione delle reggenti di Travesio, dalla Meduna al Tagliamento alla Richinvelda, tanto che anche Spilimbergo nasce come figlia di questa pieve. La chiesa non è nel cuore del paese, ma leggermente esterna rispetto al nodo di casa. Si trova su un'altura e non siamo lontani dal punticce. Tutti segnali, indizi, punti fermi della ricerca a confermare la sua antichità e il posizionamento strategico, là dove passava certamente la strada lungo la quale pulsava il traffico da e per i castelli, di cui è costellata la pedemontana pordenonese. Vari cambiamenti hanno interessato le sue strutture, fino ad assumere l'attuale aspetto. Costruita probabilmente su un fortilizio romano medievale, fu riedificata secondo l'attuale stile tra il 1843 ed il 1860. D'originale è rimasto il portale dell'attuale sacrestia e l'abside. Gli occhi sono folgorati dai volti pieni, dal frusciare di vesti che movimentano la volta dietro l'altare. Giovanni Antonio de Sacchis, detto il Pordenone, racconta storie della vita di San Pietro, episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento
e traccia figure allegoriche quali prudenza, temperanza, carità, fede, giustizia e fortezza. Centrale in ogni senso, visivo e mentale, è la scena di Pietro accolto in cielo, in cui domina una spazialità ariosa e una luce viva. Questi affreschi, eseguiti in due tempi, nel 1516 la volta e nel 1525-1526 le pareti, non sono le uniche perle del sito. Sempre all'interno, oltre alla pala d'altare recentemente attribuita a Pomponio Amalteo e allo stesso altare di Francesco Sabbadini da Pinzano, colpisce il fonte battesimale, realizzato dal Pilacorte tra il 1485 e il 1490. Tre putti musicanti cantano la gloria di Dio e scandiscono sorridendo l'ora della prima tappa sacramentale. Dello stesso autore è il portale che dà alla sagrestia, datato al 1484, primo lavoro conosciuto di Pilacorte in Friuli. E della stessa scuola del Pilacorte sono gli intagliatori dalle cui mani escono i portali laterali dei primi decenni del XVI secolo. Dal sagrato è inevitabile alzare gli occhi verso il campanile. Sembra che nella sua ricostruzione avvenuta nel 1889 siano state utilizzate pietre di quell'antichissima struttura chiamata Ciastellate, l'antichissimo castello di Travesio. Collocato sopra un colle che da levante domina il paese, fu smantellato verso il X secolo d.C. e di esso rimangono poche tracce. La profonda fede religiosa nel territorio non è unicamente testimoniata dalla pieve di San Pietro. La ricca presenza di ancone votive è una particolarità che caratterizza la zona. Alcune si trovano all'interno dell'abitato, altre sul territorio circostante. Tutte vogliono testimoniare qualche storia o evento importante e molte hanno un sicuro valore artistico. Tra le più significative l'ancona detta di Brusacrist, in località Zancan. Fu costruita utilizzando pietra del luogo da un esperto lapicida disperato per la scomparsa di due figli emigrati in America. Alla pieve di San Pietro si accompagnano alcune chiese minori con le loro ricchezze e particolarità. La chiesa della Beata Vergine del Cosa, in località Zancan, è detta anche chiesa della Madonna del Latte per la scultura, opera del Pilacorte, posta nel lunotto del portale principale e raffigurante la Vergine che allatta il bambino. Qui si recavano un tempo le puerpere per implorare un'abbondante lattazione per i loro neonati. La chiesa accoglie pregevoli altari lignei seicenteschi e pale della stessa epoca. La chiesa dedicata a San Tommaso Apostolo, collocata nel centro storico d'Usago, è impreziosita da un muricciolo con scala d'accesso che cinge il sagrato. Accoglie un prezioso dipinto dell'Amalteo, datato 1533, raffigurante l'incredulità di Tommaso.
Un manoscritto custodito in parrocchia testimonia che nel 1885 furono donate alla chiesa di San Tommaso reliquie della corona di spine, della fune e della terra impregnate del sangue di nostro Signore Gesù Cristo. La chiesa di Sant'Antonio, in località Rio Secco, è datata 1806 e sorge su un antico oratorio, forse dedicato a Sant'Orsola, di cui vi è ricordo in alcuni documenti del Settecento. La chiesetta di San Giorgio, posta sull'omonimo colle, consente di spaziare lo sguardo su Travesi e sulla pianura. È stata distrutta in seguito al terremoto del 1976 e riedificata dagli alpini del gruppo Valcosa. Per raggiungerla si sale un sentiero con gradinate lungo il quale sono distribuite 14 stazioni in mosaico che ricordano luoghi storici di alcune battaglie combattute dagli italiani. Rappresentano una sorta di via crucis percorsa da più generazioni. Oltre ai luoghi di culto, risultano di sicuro interesse in Travesio alcune antiche abitazioni come la casa Cernazzai e la casa d'Andrea. La prima apparteneva al patriota risorgimentale Daniele Cernazzai, che lasciò i suoi averi per la formazione sociale e l'istruzione dei giovani. La seconda, acquisita dal comune, è destinata a sede della biblioteca civica e di altri pubblici uffici. A circa 3 km da Travesio, attraverso una verde pianura, si giunge nella piccola località di Toppo, che colpisce per l'armonia delle sue borgate disposte ai piedi della montagna. A dominarla è un antico castello eretto tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo, un tempo molto noto per la ricchezza dei suoi feudatari, i conti di Toppo, che sedevano nel Parlamento della Patria del Friuli. All'interno del castello sono stati rinvenuti molti reperti risalenti all'XI-XII secolo, in parte visibili presso il museo di Villa Savorgnan a l'Estance. La strana struttura del castello era un tempo utilizzata dai contadini al lavoro nei campi in funzione d'orologio solare, grazie ai giochi di luci e ombre che scorrevano lungo le sue 16 facciate. A poca distanza si trova un sito curioso, la Chiamara d'Allandri, camera dell'antro. Anfratto sotto roccia, oggi difficile da individuare. Chiuso parzialmente da un muro, la cui tecnica costruttiva appare identica a quella del castello, mantiene ancora inspiegata la sua origine. Il luogo ha la caratteristica di una postazione di vedetta, seppure non si intraveda alcun sito castellano al suo orizzonte. È invece suggestivo notare come l'unico punto di vedetta visibile, verso sud-est, sia Col Vaita di Travesio, il cui nome richiama un posto di guardia databile ad alcuni secoli prima dell'erezione dei castelli locali. Nel XVI secolo i conti si trasferiscono in paese, nel palazzo Toppo Wasserman, oggi perfettamente restaurato e sede di interessanti mostre tematiche.
La vicina chiesetta di famiglia, dedicata a San Girolamo, accoglie 2 tele del XVII secolo attribuibili a scuola umbro-toscana. La piazzetta antistante, che coincide con la piazza dell'antica borgata di Pino, attestata negli atti di archivio dal XIII al XVII secolo come Beorchia di Pin, un portone contornato da un notevole arco in pietra, immette in una bella residenza di campagna, un tempo di proprietà dei conti di Spilimbergo. In paese i resti degli antichi masi trovano testimonianza nella splendida architettura dei cortili di via Fornace. Di fronte a queste abitazioni si trova la chiesa di San Lorenzo. La sua esistenza è documentata fin dal XIII secolo, anche se l'attuale edificio risale soltanto al XVIII secolo. Conserva opere di pregevole fattura, tra le quali una scultura del Besarel e 2 tele attribuibili al Boldi. La Madonna del Carmine è invece una suggestiva chiesetta del XV secolo esterna all'abitato. È arricchita da un bell'altare seicentesco della scuola dei Lapicidi medunesi. Accanto sorge un enigmatico recinto subcircolare di pietra a secco, in cui si nota l'alternarsi regolare di rozzi cippi verticali e di cui oggi resta soltanto 1/4 di circonferenza. Il sito coincide con il leggendario paese di San Vito Modesto ed è quanto resta di un antico stagno un tempo alimentato da una modesta sorgente. Oltre agli usi profani, per l'abbeverata dei buoi, l'ex specchio d'acqua, ormai ridotto a campo di mais, ha avuto anticamente funzioni sacrali, testimoniate dai resti di una fons saliens nota come Piera da Laga, conservata, insieme a pochi frammenti fittili di epoca romana, presso il museo di Villa Savorgnan alle Stances. Sembra che il luogo sia stato utilizzato pure come osservatorio calendariale per determinare l'inizio dell'annata agricola all'equinozio di primavera, 21 marzo. Soltanto in quel giorno, infatti, si vede sorgere il sole esattamente sulla cima del colle di San Giorgio di Travesio. Oltre alle ricchezze storico-artistiche, il territorio di Travesio è ricco di scorci di interesse paesaggistico-ambientale. Il paese si estende lungo l'anfiteatro collinare che delimita la pianura. La montagna, ed in particolare il monte Ciaurlec, che dai suoi 1148 metri sovrasta Travesio, ha storicamente rivestito una grande importanza. Dal punto di vista economico, per la pratica dell'alpeggio e lo sfruttamento del legname, e dal punto di vista naturalistico, per la presenza di numerose varietà arboree, floristiche e faunistiche. Sulla montagna di Travesio lo speziale raccoglieva gran parte delle sue erbe curative. Le splendide fioriture ci rivelano la presenza di innumerevoli varietà.
L'area è interessata da fenomeni carsici, con la presenza di cavità, grotte e inghiottitori. Particolarmente suggestiva è la clapada, una specie di inaccessibile ed infida foresta pietrificata. La Fours di Balanceta, profonda circa 95 metri, è stata teatro di luttuosi eventi durante l'ultimo conflitto bellico. Le Chiamarates, un insieme di grotte e caverne, servirono da rifugio ai soldati italiani tagliati fuori nella ritirata del 1917 verso il Piave e durante la Seconda Guerra Mondiale accolsero le forze partigiane. Nei secoli scorsi, l'eccellenza dei pascoli montani e la cura nell'allevamento del bestiame avevano reso famoso il formaggio prodotto dalle latterie di Travesio. La tradizione si è mantenuta sino ai giorni nostri, tant'è che il formaggio montasio rappresenta la specialità gastronomica del luogo, insieme con un'apprezzata produzione di salumi. Il formaggio fatto sul Monte Tourier, altro nome del Ciaulec, sta alla pari con i migliori e più saporiti delle venete province. Così annotava il Pognici parlando di Travesio nella sua Guida su Spilimbergo ed il suo distretto, pubblicata nel 1872. Ed aggiungeva: è in corso il cosiddetto accasonamento della montagna, il quale per la sua posizione ed estensione, come per l'eccellenza del foraggio, potrebbe diventare una delle migliori malghe dell'Alto Friuli. Percorrendo i numerosi sentieri montani si incontrano molti rustici, per lo più in stato di abbandono, testimoni dell'intenso utilizzo economico della montagna per l'alpeggio. La casera Sinic, con stalla e fienile annessi, era utilizzata fino agli inizi degli anni 60 e la casera d'Avas, sul monte davanti, dopo essere stata distrutta probabilmente da un incendio, è stata riadattata per l'accoglienza degli escursionisti. Da qui si ha una buona vista sul Monte Cavallo e sul Raut. Anche la casera Tamer è tappa per gli appassionati di trekking. Il pozzo vicino a Casale Bero o la vasca accanto alla stalla di Blas ci ricordano un grosso problema legato alla vita dell'alpeggio: il rifornimento idrico. I fabbricati vengono costruiti non lontani dalle preziose fonti d'acqua. Frequentatissima era la fontana del Canon, ma anche le più alte e fredde fontane del Fornat e del Racli, in cui si poteva trovare il ghiaccio tutto l'anno. A circa 600 metri d'altezza, sopra Toppo, salendo lungo un sentiero che parte da uno spiazzo retrostante, l'ex campo belga, si trova la fonte Tamer. Da qui parte un interessante sistema acquedottistico per l'alimentazione a valle delle fontane pubbliche. Accanto un grazioso rifugio, restaurato da un gruppo di volontari, nel quale si può passare la notte all'unica condizione di lasciare pulito e in ordine il luogo. A mezzomonte, lungo lo stesso sentiero, un'enigmatica pietra chiamata Sedia di San Martino è ora nascosta tra gli alberi del Plan di Meol. Luogo di sosta e riposo, poia, per le portatrici di fieno che scendevano al piano, la pietra è connessa ad alcuni labili indizi che la farebbero risalire a tradizioni germaniche d'epoca alto medievale.
L'utilizzo della montagna si è gradualmente ridotto dalla metà del secolo scorso con la crisi dell'agricoltura e lo sviluppo dell'industria e del terziario. In tale periodo il Chauer-Lake è stato utilizzato come poligono militare, rendendo di fatto impossibile ogni utilizzo di tipo agricolo o turistico. La fine di questo mondo sposta definitivamente a valle il baricentro dell'economia agricolo-pastorale e l'industria assume un ruolo primario con alcuni importanti insediamenti. Alla montagna rimane un ruolo di testimonianza di vita passata, insieme ad un utilizzo legato ad alcune attività sportive e del tempo libero. Oltre ai numerosi sentieri che la attraversano, consentendo lunghe camminate e pedalate, gli appassionati del volo in parapendio o deltaplano hanno scoperto, in particolare nel Monte Valinis, un punto di partenza ideale per lanciarsi in volo. In ogni stagione, soprattutto durante i weekend, si possono osservare le acrobazie di decine di quei fazzoletti multicolori che si librano sull'estesa pianura per atterrare poi in località Tomba Pradons in un apposito campo gestito dal gruppo Valinis 2000. E partendo dal centro abitato di Travesio, lungo la strada che porta al poligono militare, si raggiunge la palestra di roccia Falesia, molto apprezzata dagli appassionati di questo sport per le caratteristiche della roccia e per la possibilità di arrampicare durante tutto l'arco dell'anno. Dell'esercizio di arti e mestieri sappiamo che nel 1220 vi erano a Travesio, lungo il Cosa, ben 4 mulini di cui rimangono sicure testimonianze ed alcuni importanti resti, quali lo sbarramento del Chiadin, un'opera quasi megalitica posta lungo il Rio Agar, ai piedi di Colcravest. Essa rappresenta il manufatto più appariscente di un sistema di alimentazione idrica per il più antico mulino della zona, che ha dato nome al vicino colle di Cumignan, antico Col Mugnan o Colle del Mugnaio, il cui toponimo è documentato fin dal XIII secolo. Imponenti esempi di archeologia industriale sono le fornaci di calce che hanno contribuito allo sviluppo edilizio del paese. Sicuramente significativo l'insediamento, a partire dagli anni 60, di importanti industrie tessili, dato che nel 1700 era diffusa l'industria domestica della tessitura con una quarantina di telari di tela tra Travesio e Castelnovo e una tintoria. Inoltre vi è testimonianza dell'esistenza, nel 1707, di un importante negozio di stoffe, ben fornito di merci locali, nazionali e straniere. Oggi la vita e le attività del paese trovano un punto di incontro nelle sue piazze, nel capoluogo, a Toppo, a Usago e a Molevana. L'artigianato locale si esprime con produzioni particolari d'alta qualità. Ne sono splendido esempio i lavori del mosaicista Sergio Moruzzi, esportati in tutto il mondo. Sono frutto di un'arte antica, con profonde radici nello spilimberghese, tuttora diffusa tra molti travesiani, anche a livello amatoriale, grazie alla preparazione fornita dalla locale scuola di disegno e dai corsi musivi di Spilimbergo. Il sofisticato laboratorio dell'armiere Pietro Fabris, ove accorrono persone da tutta Italia, dà continuità alla tradizione documentata dal Lizier nella sua Storia di Travesio, dove si rivela che negli anni tra il 1766 e il 1775 operassero alcuni artigiani armaioli, 1 da arma da fuoco e 4 da taglio, probabilmente coltellinai.
Il nostro viaggio si conclude lungo la poetica, ma tuttora utile, linea ferroviaria Sacile-Gemona, che rappresenta un punto di raccordo per il transito merci delle industrie locali ed un momento di festa quando è nuovamente percorsa dal treno a vapore, per la gioia di giovani, meno giovani e intere famiglie. Collega l'alta pianura veneta con l'Oltralpe, costeggiando la linea dei castelli pedemontani. Inconsapevolmente, essa ricalca un antico percorso, già noto all'epoca del poeta longobardo Venanzio Fortunato, nel VI secolo d.C. È con questa immagine, che ci porta al passato ma pare accompagnarci al futuro, che ci sentiamo di chiudere il nostro viaggio.